Voglio ringraziare, ma sentitamente, il nostro Presidente nazionale, questo ragazzo di 92 anni, che sta girando l'Italia. Sta girando l'Italia con grinta, con passione, con quella competenza che gli è solita. Lo dobbiamo ringraziare, ma credo che Carlo da noi chiede un ringraziamento particolare, un impegno di muoverci tutti in queste settimane che ci mancano al 4 di dicembre, perché dobbiamo fare lo sforzo massimo per arrivare a questa vittoria, perché parliamoci chiaro, noi questa battaglia la vogliamo vincere. La vogliamo vincere perché è il ballo della democrazia del nostro Paese. Vedete, davanti abbiamo una battaglia difficile, perché abbiamo un avversario molto duttile. Va a lisciare il pelo all'antipolitica, a lisciare il pelo alle grandi banche. Credo che nella sua testa non so che cosa voglia, ma è sicuramente un avversario politico, che se lo ritroviamo poi alla mattina, quando facciamo colazione, a mezzogiorno, quando stiamo mangiando, alla sera, quando stiamo cenando, dopo cena, è sempre presente. Inginocchiati davanti a noi i mezzi televisivi, i grandi giornaloni, quindi la battaglia sarà difficile. Ma a noi piacciono le battaglie difficili, perché quel giorno che la vinciamo possiamo dirci che siamo stati bravi. E non dubito che ringrazzeremo Carlo in questa maniera, impegnandoci giorno per giorno, da oggi fino al 4 dicembre, ad avvicinare la gente, a parlare, a convincere i nostri amici, a convincere anche coloro che sono ancora disposti a votare per il sì, senza paura, senza tentennamenti, perché questo è lo spirito che deve animare la nostra associazione. La nostra associazione che ha ereditato un patrimonio che non vogliamo che nessuno metta in discussione. E io vorrei affrontare un qualche discorso. Qualche settimana fa Renzi ha detto che se vince il no, l'Italia farebbe un salto indietro di 30 anni. C'è da rispondergli magari tornassimo agli anni 70, quando l'Italia, realizzando la Costituzione italiana, con difficoltà, con scontri, con un Parlamento che aveva quella proporzionale, quindi era difficile trovare le maggioranze, era riuscita ad arrivare al quinto posto fra le potenze economiche mondiali. Quando praticamente il debito pubblico era fermo al 50-55% del prodotto interno lordo, che aumentava del 5% all'anno. Quando la disoccupazione era ferma al 4,5-5%. Questa era l'Italia di allora. L'Italia che stava camminando verso quelli che sono gli obiettivi scritti nella Costituzione italiana. Quindi magari tornassimo dietro, non perché avremmo 30 anni di meno, ma perché era un'Italia che era questa Italia. Poi è arrivato il liberismo economico. E dopo 30 anni ci guardiamo intorno. In che situazione siamo? E non siamo noi a dirlo. L'INPS dice con chiarezza che l'occupazione diminuisce, che i licenziamenti aumentano del 31% perché sono favoriti adesso dal Jobs Act. Guardate, quando si inventa qualche cosa di nuovo e si mette un nome in inglese è per imbrogliare la gente. Abbiamo gridato contro l'ideologia e non ci
certo momento ci siamo trovati con la ideologia più vecchia del mondo, lo sfruttamento del lavoro. Quando è stato sterilizzato l'articolo 18, nessuno parla più della dignità del lavoro nel nostro paese, che è scritta nel primo articolo della Costituzione italiana. E guardate che se non si riparte da lì, dal diritto ad un lavoro retribuito dignitosamente, non si va da nessuna parte. Questa è la situazione che abbiamo. Per questo dobbiamo muoverci, per questo dobbiamo batterci. Costituzione italiana, il primo articolo della Costituzione, l'hanno superato, l'hanno svuotato, attraverso prima il porcello e poi la sovranità. Sono dei ladri di sovranità popolare. Non vogliono che siano i cittadini a decidere della loro vita futura. Non vogliono che ci siano le elezioni. Ha ragione la professoressa Caldassaro, ormai non si vota più per le province, non si vota più per il Senato. E con l'Italico voteremo ancora un'altra volta i capilista bloccati. È bene che i cittadini non ci interessino di queste cose, il programma di questa maggioranza del sì. Lo dice nel suo slogan, basta un sì. Poi lo facciamo noi. No? Noi sappiamo che la Repubblica parlamentare nasce, via e cammina se c'è la partecipazione popolare. Il basta un sì e che pensi lì fa parte di un altro mondo, non del nostro mondo. Queste sono le cose che dobbiamo tenere presenti, perché sono cose importanti, ragazzi, e non possiamo farcele portare via. I resistenti erano consapevoli che la guerra partigiana non era la strada, non soltanto per riconquistare la libertà e non riceverla dalle mani di un vincitore straniero, ma era la strada anche per cercare di realizzare un'idea di patria meno elementare, meno fisica, meno geograficamente delimitata, un'idea di patria nella quale ci si poteva riconoscere non soltanto per una comune origine, ma per una società basata sui principi fondamentali dell'uguaglianza, della giustizia sociale, della solidarietà e della pace. Quanto ci siamo allontanati da questi principi? Dobbiamo ritornare a quei principi per poter riprendere il cammino che è stato interrotto alla fine degli anni 70. Dobbiamo ritornare a quei principi. E su questi principi dobbiamo batterci per salvare questa Costituzione. La Resistenza ha saputo dire no. Dopo l'8 settembre del 1943 ha saputo dire no al fascismo e al nazismo. La nuova Resistenza che voi rappresentate, che l'ANPI ha l'orgoglio di rappresentare, saprà dire no, no, no a questa schiforma con la quale ci vogliono portare via la Costituzione italiana. Dobbiamo batterci contro questa deriva che ha molti padri potenti, dalla GD, dalla JB Morgan, iniziato con Gelli, poi sono tutti quanti, molti padri potenti. Dobbiamo fermare questa deriva, perché al fondo di questa deriva non c'è la democrazia, non c'è il popolo democratico. Al fondo di questa deriva c'è indiscutibilmente l'autoritarismo, il germe dell'autoritarismo, e forse anche